13, 14 e 15 anni fermate dentro la chiesa di San Moisè a Venezia dagli agenti della polizia locale. Il prefetto pensa a istituire nuove zone rosse in città. Dramma sfiorato a Cannareggio a Venezia, dove una 48enne armata di forbici ha sorpreso l'ex amica e l'ex fidanzato andati a vivere insieme dopo il tradimento. Indagini in corso. Incontro in carcere tra l'ambasciatore italiano in Venezuela e Alberto Trentini. Si tratta della prima visita dopo 10 mesi di detenzione, incontro che apre spirali di dialogo. Presidio per Gaza questa mattina davanti al municipio di Mestre per chiedere al Consiglio Comunale di prendere una posizione. Striscioni, volantini e interventi di cittadini e sindacato con la CGIL. Ufficializzata la candidatura di Giovanni Andrea Martini a sindaco di Venezia per la coalizione Tutta la città che vogliamo, nella coalizione anche Michele Boato. Lo stato del turismo a Cavallino Tre Porti, obiettivi e scenari dietro i numeri record. Tra i presenti a questa prima edizione dell'incontro anche il ministro Urso in una video intervista. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque lo avete sentito dai titoli, borseggiatrici di 13, 14 e 15 anni fermate dentro la chiesa di San Moisè a Venezia. Intanto il prefetto pensa a nuove zone rosse in città. 5 borseggiatrici minorenni tra i 13 e i 15 anni fermate a Venezia in 2 distinti episodi di tentato furto proprio mentre stavano depredando delle ignare turiste. A fermarle il nucleo antiborseggio della polizia locale che ha colto le minori in flagranza mercoledì 23 e sabato 20 scorsi. Sono tutte conosciute, altre volte fermate, ma non imputabili per legge considerata la giovane età. Dopo l'identificazione sono state accompagnate in una struttura di accoglienza, problema oramai ricorrente, diffuso e preoccupante questo dei borseggi a Venezia, con i furti commessi proprio da minorenni, di seguito alle azioni messe in campo dalle istituzioni ricordate dal prefetto. Soprattutto con una grande attività di prevenzione che è già stata posta in essere da parte delle forze di polizia. Voi avete visto che anche le strategie per il contrasto di questo tipo di reato sono state messe in essere anche attraverso persone in borghese che riescono a intercettare i malfattori. Nel coordinamento tra prefettura, comune, servizi sociali e magistratura minorile, l'obiettivo dichiarato è garantire la sicurezza. In tal senso previste nuove zone rosse o l'estensione delle aree laddove la vivibilità risultasse compromessa da delinquenza ed episodi criminali. Continueremo a utilizzare questo tipo di strategia in relazione all'evolversi del tempo, però abbiamo un giudizio positivo, i risultati sono dimostrati dai numeri, dal tipo di interventi. Certo, ancora bisogna lavorare. A Cannareggio l'altra sera una 48enne ha raggiunto l'abitazione della sua ex migliore amica, diventata da poco la compagna dell'ex fidanzato, e fuori di sé ha iniziato ad urlare tanto da spingere alcuni inquilini ad allertare la polizia. La 48enne aveva forbici con sé, un coltello, attrezzi da cucina e gridava forte fuori dalla finestra "Vecopo". Chiedeva il cellulare dicendo che quel telefono era suo, le era stato dato e ora non ne aveva uno. Poi ha impugnato qualcosa e ha rotto il vetro riuscendo ad afferrare il cellulare. Conosceva bene la casa perché era della sua migliore amica, ma prima di andarsene si è trovata di fronte ai poliziotti che l'hanno fermata. In aula ha detto che il suo ex la picchiava e minacciava di annegarla in un canale. Lui invece riteneva di essere il bersaglio dell'insistenza della donna dopo la loro separazione. Ci sono naturalmente indagini in corso. Fonti vicine all'ambasciata italiana in Venezuela raccontano come è andata la visita in carcere al nostro connazionale Alberto Trentini da parte dell'ambasciatore, che lo ha potuto visitare per la prima volta dopo 10 mesi di detenzione. È stato un incontro molto utile e sicuramente positivo. Così fonti molto vicine all'ambasciata italiana in Venezuela commentano al telefono direttamente da Caracas l'esito dell'incontro che il nostro ambasciatore italiano in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ha avuto con il nostro connazionale Alberto Trentini, il cooperatore veneziano originario del Lido di Venezia, ingiustamente detenuto a Caracas dal 15 novembre 2024, in Venezuela, dove è arrivato per portare aiuto ai disabili che altrimenti non avrebbero accesso ai servizi sanitari più elementari. L'incontro è andato bene, riferisce ancora questa
questa fonte certa e molto qualificata, un incontro che andava fatto molto prima, ma questo ritardo non è dipeso da una nostra volontà o decisione. È stato importante poter portare e far sentire ad Alberto la nostra vicinanza e presenza, e soprattutto è stato fondamentale parlare e farlo sapere dopo l'incontro ai suoi familiari. Alberto ha mandato un messaggio di affetto incondizionato ai genitori, ha fatto sapere di essere forte e che resisterà fino alla sua liberazione. De Vito, l'ambasciatore italiano, è un veneto a Caracas, nato nel 1960 a Villafranca Veronese e poi laureatosi a Padova in scienze politiche e quindi specializzatosi sempre a Padova in relazioni internazionali. L'assessore Zuin, uomo di fiducia del ministro Tajani in Forza Italia e tra i più stretti collaboratori in Veneto, dice: apre uno spiraglio anche per capire come stanno le cose e per lo sforzo che sta facendo in questo paese anche il nostro governo attraverso il suo massimo rappresentante, che è il ministro Tajani. Speriamo che sia uno spiraglio importante, l'ha trovato bene anche se un po' dimagrito, ma comunque in buone condizioni, e speriamo che Alberto torni a casa presto. Sempre in prima linea l'associazione Articolo 21 con il giornalista Giuseppe Giulietti. Questo è uno dei pochi casi nei quali far rumore può servire a salvare una vita. L'unica cosa che noi possiamo e dobbiamo fare è stare loro vicini, amplificare le loro richieste, amplificare le parole della mamma e sperare davvero che qualcuno le ascolti. Presidio per Gaza questa mattina davanti al municipio di Mestre per chiedere al Consiglio Comunale di prendere una posizione. Noi continuiamo l'iniziativa a sostegno della Palestina e del popolo palestinese per chiedere che il genocidio venga fermato immediatamente. Il Consiglio Comunale si deve esprimere, è la massima istituzione che rappresenta tutti i cittadini e quindi deve dire da che parte sta, se sostiene la spedizione umanitaria, si chiede al governo di intervenire con la protezione adeguata e soprattutto se pensa di esporre la bandiera del popolo palestinese, perché in questo momento bisogna dire chiaramente da che parte si sta. Le grandi manifestazioni degli scorsi giorni hanno dimostrato da che parte stanno i cittadini e le cittadine di questa città. Presidio davanti al municipio di Mestre perché il Consiglio Comunale prenda posizione contro il genocidio del popolo palestinese. È importante che anche la città di Venezia si esprima in modo unanime, quindi in Consiglio Comunale. Noi abbiamo presentato due mozioni, uno sul riconoscimento dello Stato di Palestina e l'altro sul sostegno alla flottilla. È evidente che è necessario di fronte a questo massacro una presa di posizione forte da parte di Venezia, città della pace. Per questo speriamo che questa richiesta venga accolta oggi in Consiglio Comunale, che venga votata da tutto il Consiglio. Di fronte al massacro non si può stare in silenzio. Chi sta in silenzio è complice. Intanto, sempre a Mestre, la UIL Veneto ha organizzato una fiaccolata per Gaza. Il corteo ha preso il via dalla sede del sindacato in via Bembo per poi dirigersi lungo via Cappuccina e concludersi in piazzetta 22 marzo, dove è poi stato raggiunto dalla CISL Veneto. Ufficializzata la candidatura di Giovanni Andrea Martini a sindaco di Venezia per la coalizione Tutta la città che vogliamo. La coalizione Tutta la città che vogliamo, composta dalle tre liste Tutta la città insieme, La città che vogliamo, Venezia, pace e lavoro, ha presentato il suo candidato sindaco a Venezia, l'attuale consigliere comunale di opposizione Giovanni Andrea Martini. Credo che sia il momento, insomma, che questa città abbia una svolta decisa. Infatti non è tanto la candidatura quanto il programma che sostiene la candidatura, che è appunto il programma delle tre liste, che è un programma molto forte sul piano proprio della casa innanzitutto, dell'occupazione, quindi del lavoro, dei trasporti, insomma quelli che sono i temi della sicurezza, i temi drammatici che sta vivendo Venezia, che sta vivendo Mestre, che sta vivendo la nostra città in questo periodo, in questi anni purtroppo. Nella coalizione anche Michele Boato, che punta a diventare presidente della municipalità di Mestre. Sono 60.000 abitanti, è una città. E questa città oggi praticamente non esiste. Noi abbiamo una municipalità che non solo è stata, a cui sono stati tolti i poteri e i soldi già dal 2015 da Brugnaro, ma anche che non fa proposte, che non fa iniziative, che non conclude nulla, e invece deve essere il centro, il cuore della partecipazione popolare, perché per la gente avere la municipalità qui, avere una sede qui, avere una possibilità di fare delle proposte, delle critiche eccetera è fondamentale, è la democrazia.
Misure forti e radicali nel programma, dalla casa al potenziamento del trasporto pubblico locale, più sicurezza, la lotta al disagio sociale, il ripristino del Forum del Verde, degli animali, della salute. Una coalizione civica determinata nelle proprie idee. Con dei distinguo molto forti, distinguo che non abbiamo intenzione logicamente di mollare durante il ballottaggio, quando ci sarà il ballottaggio, quindi noi andiamo avanti anche perché tanti cittadini ci stanno seguendo e quindi insomma lavoriamo in questo senso, lavoriamo per migliorare questa città, per cambiarla radicalmente e quindi siamo in tanti e 3 liste insomma forti lo dimostrano. Cerchiamo di arrivare anche in testa al ballottaggio, se non arriviamo in testa al ballottaggio andremo a parlare e a dialogare con la coalizione di centrosinistra e a quel punto però non potremo dire che saremo tutti d'accordo con quello che dicono, ma occorrerà appunto che loro accettino quelli che sono dei punti fondamentali che noi riteniamo importantissimi, che sono appunto quelli soprattutto relativi alla casa, all'ambiente insomma, e al lavoro. Le elezioni regionali, Matteo Salvini fa sapere che la prossima sarà la settimana decisiva per scegliere il nome del candidato presidente per il Veneto, una scelta, qualunque sia, che per l'anima più autonomista della coalizione dimostra la subalternità del territorio a Roma. Non avremo mai l'autonomia differenziata, quindi un passaggio istituzionale, perché dimostriamo di non avere nessuna capacità di autonomia politica. Un nome arriverà, ma arriverà da Roma e questo, per chi dei temi dell'autonomia e dell'indipendenza ha fatto una battaglia politica da sempre, è un risultato che lascia per forza di cose l'amaro in bocca. È un centrodestra dalle tante anime quello che si prepara alla campagna elettorale. Anime come quella di Indipendenza Veneta che vede nel tavolo romano sul nome tanto atteso un parallelismo con un risultato altrettanto atteso ma mai concretizzatosi veramente. Il percorso per l'autonomia differenziata. Perché è fallito? O comunque è stato rinviato alle calende greche e non troverà mai attuazione, perché non sappiamo neanche esercitare quegli spazi di autonomia politica che a differenza di quella istituzionale è a costo zero. L'autonomia politica vuol dire decido di fare questo, mi prendo la responsabilità, per esempio tutti i partiti del Veneto di centrodestra, di indicare un nostro candidato. Ci riuniamo, chiudiamo le porte e alla fine diciamo oggi usciamo. Nessuno ha avuto il coraggio di fare questo. Sono tutti subalterni, piegati a esigenze che io capisco anche, forse anche legittime, anzi senz'altro legittime, ma di una politica che è lontana dal territorio, una politica che si fa a Roma, che di questo territorio si disinteressa. E il Morosin politico si intreccia con il Morosin avvocato e uomo di norme e leggi quando commenta uno dei casi che sta infiammando la politica europea e nazionale con nuovi contrasti nel centrodestra, la mancata revoca dell'immunità parlamentare all'eurodeputata di AVS Ilaria Salis. Abbiamo una europarlamentare che prima di diventare, di assumere questo ruolo, questa funzione, si è trovata implicata in una vicenda dalla quale è derivato un processo. Noi non discutiamo della colpevolezza o meno, diciamo che beneficiare dell'immunità parlamentare, che secondo me è un istituto che può anche avere le sue giuste ragioni, per difendersi da un procedimento per fatti accaduti prima del suo incarico parlamentare è semplicemente inaccettabile. Anzi, è una forma di discriminazione contro quei cittadini che invece devono affrontare e difendersi davanti a un giudice naturale senza far valere l'istituto dell'immunità. Lo stato del turismo a Cavallino Tre Porti, obiettivi e scenari dietro i numeri record. Noi stiamo puntando molto sull'altra stagione, cioè sul prolungamento, sulla destagionalizzazione. E mentre si pensa a come rendere Cavallino Tre Porti attrattiva anche fuori dai mesi estivi, sono proprio i numeri del turismo all'aria aperta, marchio della località, che con quasi 7 milioni di presenze registrate nel 2024 continuano a decretarla come quinta città turistica italiana e prima tra le mete balneari. Anche di questo si è parlato nel corso della prima edizione dello Stato del turismo in Italia, tenutosi non a caso proprio a Cavallino Tre Porti. Contro gli altri il ministro Urso in video intervista. Sono state stagioni record, forse chiuderemo magari anche con qualche percentuale in meno, ma non è questo, sono tutte soddisfazioni che abbiamo da questo punto di vista perché sono dati comunque importanti. Tra campeggi, resort e villaggi sono 29 le strutture all'aria aperta presenti, con Germania e Austria tra i mercati di riferimento concentrano l'89%
9% delle presenze complessive, generando un valore economico che sfiora il miliardo di euro, pari al 9% delle presenze sempre open air nazionali, e garantito anche nel nome della sostenibilità ambientale, con la tutela dei suoi grandi spazi verdi. E quindi un turismo di famiglie, ovviamente nella bassa stagione un turismo un po' diverso perché ci sono meno bambini e più coppie senza figli. Abbiamo sicuramente una situazione favorevole perché abbiamo una permanenza quasi di 9 giorni, quindi permanenza media molto elevata. Comparto che garantisce 3.500 posti di lavoro, guardando il 2026, anno delle Olimpiadi invernali che coinvolgeranno il Veneto, diversi gli obiettivi, tra i quali infrastrutture e collegamenti. Che si possa gestire al meglio i flussi, perché così anche i residenti possono essere più sereni a casa loro. Che ci siano delle strade, quindi terzo aspetto, che non ci sentiamo chiusi a casa nostra, e se vogliamo dirla, quarta cosa, continuare la collaborazione pubblico-privato, perché così facendo si trovano le soluzioni migliori per il nostro territorio. È tutto, io vi lascio come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.